Buonasera, voci e parole che testimoniano il dissenso, in qualche caso anche la rabbia per il provvedimento adottato da Agcom che non assegna nessuna frequenza alle emittenti locali. Un provvedimento che rischia seriamente di compromettere il futuro di queste emittenti, è un provvedimento anche che rischia di mettere il bavaglio per sempre alle emittenti locali. Nuovamente in diretta con questo speciale Frequenze che oggi va in onda nei consueti orari dei telegiornali delle nostre emittenti, perché anche le nostre redazioni venete e friulane aderiscono all'agitazione relativamente alla legge bavaglio. Tanti sms, tante telefonate, la gente è vicina a noi, governatore Zaia, tanti sms che insomma criticano anche la posizione di una Lega che dice è al governo, parla di federalismo, però insomma che cosa fa per difendere il territorio? Ma guardi, io capisco i tanti cittadini che si pongono una domanda logica, dicono vabbè, la Lega è qui, sta protestando rispetto a questo tema che è quello delle frequenze, che è quello di difendere le TV locali, ma poi è al governo, che è lo stesso governo che mette nei guai le TV locali, o quantomeno riprende la coda di un processo magari iniziato anche qualche anno fa. Adesso io non me ne intendo e non voglio neanche entrare a fare l'avvocato difensore del governo o degli altri governi. Dico semplicemente però, ma lo dico ai cittadini, perché poi la politica e l'amministrazione ha un senso se la affrontiamo nei termini giusti. Cioè, la politica e quindi il governo è come il Parlamento, è come una società, è un'assemblea di condominio. Tu vai lì all'assemblea, vorresti far dipingere il condominio, vorresti rifare i giardinetti, il parco giochi e tutto, ma alla fine quando è ora di votare ti dicono quanti millesimi ha. Cioè tu voti per quello che rappresenti. Voglio ricordare che noi non abbiamo la maggioranza in Parlamento, queste battaglie quando le stiamo perdendo, come in questo caso a livello nazionale in Parlamento, le riproponiamo a livello territoriale. Ma questo sta accadendo anche con la manovra in queste ore, cioè, basterebbe leggere i giornali, penso che il direttore che è qui, Rossello, lo può confermare, su alcune partite la battaglia è una battaglia viscerale, perché comunque si scontrano due linee di pensiero diverse. A mio avviso noi comunque dobbiamo dimostrare di essere popolo. Dobbiamo anche dire una cosa importante che non abbiamo sottolineato. Il fatto che Renzo Tondo e Luca Zaia si siano messi assieme in questa battaglia vuol dare anche un altro significato che democraticamente possiamo sottolineare, che quasi il 13 o 14% dei cittadini italiani, cioè le nostre due regioni fanno massa critica, non sono d'accordo con questo provvedimento. Ha ragione Panto quando dice il popolo è il contratto sociale, è amministratori che debbono rappresentare il popolo. Vuol dire che il 13% del popolo italiano non è d'accordo con questo, ma poi sento la Sardegna e mi dice che è con noi. Annunciamo che altre regioni sono con noi, anche la Polverini del Lazio, fra l'altro verrà in Veneto a fine estate. A questo punto diciamo cosa? Diciamo che e annunciamo che il Presidente Errani, per conto dei Presidenti delle Regioni, contesterà anche lui questa partita.